Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso sporadico, così un po' di qua, un po' di là, sparso, così scaldiamoci, perché stasera abbiamo una serie di artisti importanti che vi voglio presentare uno ad uno. Verrà a trovarci, verrà diciamo a ritrovarci, perché noi l'abbiamo già trovata un po' di tempo fa, ma lei è sempre andata in giro a cercare questo posto fisso. Questa sera ci sarà con noi Vea. Lo so, ormai è una star qua il prossimo anno ballando con le stelle, io ti vedo, ti vedo. Allora poi avremo la possibilità finalmente di sentire, molti ci hanno anche scritto, hanno detto no, non vengono più perché quella volta non sono venuti, invece stasera ci sono, ci saranno i post stasera qui con noi e adesso ho il piacere di presentarvi, come dire, un artista, o meglio viene facile dire un cantautore perché arrivando da Genova è chiaro, ti hanno detto ah come suona bene il cantautore di Genova, poi andremo a cercare meglio perché non è proprio Genova, però io vorrei un applauso per dare il benvenuto a Follow the River, welcome. Ciao a tutti. Oh, allora, Filippo, intanto benvenuto qui al Grazie. salotto. Stasera ci farai sentire qualcosa da questo tuo nuovo lavoro che è uscito da pochissimo, perché è uscito il 12 aprile. Si chiama, io adesso lo sto proprio, Blankets and Bumblebees, Esattamente, sì. che è una cosa che ha a che vedere sia con le coperte che con gli insetti, Gli credo. insetti, sì. È vero. Più precisamente i bombi, I quelle, bombi. quelle a botte un po' grosse, col sedere bianco, così. Quelle che si trovano più in campagna, diciamo, in città, anche se pure a volte pure Ogni in città, tanto, sì, sì, diciamo, sì. è facile trovare. Quindi un'atmosfera, diciamo, un Un po' po', bucolica, un sì, po' un po' bucolica. campagnola, Un sì. po' bucolica e adesso noi cominciamo a entrare nel tuo mondo con che brano? E vi suono il primo singolo estratto da questo EP che in realtà è uscito già da un po' di tempo, è uscito il 23 settembre, che si chiama Nocturnal Interlude. Interludio notturno, se no poi io mi Interludio. perdo. Nocturnal Interlude, Esattamente. signore e signori, Follow the River. Something's going on, it's multiplying. Something's going on, it's multiplying. I wonder if it's just the way I'm singing, like I'm standing on a bone where I'm alone. And any time and any place, the way I'm singing, it's like I'm losing my slumber. The words going under right on your fingertips. And any time and any place, the way I'm singing, oh, that's true. I'm on top of the world, on my feet, but I don't mind. Ooh, I don't mind. Ooh, something's going on, it's multiplying. Something's going on, it's multiplying. And I wonder if it's just the way I'm singing. And everyone got highs and lows from every note. And any time and any place, the way I'm singing, it's like I'm losing a ghost, though it's going to be lost right on your fingertips. And any time and any place, the way I'm singing, oh, that's true. I'm on top of the world, on my feet, but I don't mind. I don't mind.
I've tried over my face right now, my face right now, and any time, any place, the way I'm singing, it's like I'm losing my slumber. The words going under, right on your fingertips. And any time and any place, the way I'm singing, oh, that's true. I'm on top of the world, on my feet, but I don't mind. Follow the River, Follow the Grazie. River, questo era l'interludio notturno e chiaramente l'atmosfera diciamo l'hai creata anche soltanto chitarra e voce, però se non ho capito male in realtà Follow the River nasce come una sorta di diciamo progetto un po' più aperto, collettivo, addirittura all'inizio come un progetto audio-video. Esatto, sì, diciamo che questo progetto nasce nel 2014, alla fine del 2014, dopo che la mia ragazza di allora mi aveva lasciato, quindi un mega cliché ovviamente. Vabbè, diciamo così sublimato questa Esatto. cosa. Ho deciso di creare di raggruppare un po' di amici, videomaker, illustratori, musicisti e fare questa sorta di collettivo che ho chiamato River all'epoca. E abbiamo fatto un po' di lavori insieme, poi nel corso del tempo diciamo che il progetto è diventato più un progetto personale, però continuo ancora adesso a collaborare con molti dei ragazzi con cui avevo messo su questo collettivo, diciamo soprattutto quando devo registrare dei pezzi o dal punto di vista video soprattutto anche. Certo, Lodi. E quindi nel corso del tempo è più diventato un progetto personale, ho pubblicato 2 EP, diciamo, a nome River e poi Follow the River, che è stato un cambiamento nell'ultimo anno e mezzo e niente, quindi questa è un po' la storia. Da tanti sono diventato Vabbè, solo io. questi sono diciamo corsi e ricorsi di quando appunto si intraprendono delle imprese come nel caso di Sì. fare un disco e comunque e fare musica. So però che in realtà ci sono poi dei pezzi nuovi, stai come dire vedendo anche un'evoluzione in questa Sì, cosa sì, qui, sì, chissà che certo. stasera tu non ci faccia sentire qualche inedito, chi lo sa, ma nel frattempo ci ascoltiamo quello che è appena uscito, che è il tuo EP che abbiamo detto si chiama appunto Blankets and And Bumblebees. Abbiamo ascoltato quello che era il primo singolo, adesso ci addentriamo un po' più all'interno di questo lavoro. Che cos'è il prossimo brano? Il prossimo brano è un altro brano estratto da Blankets and Bumblebees, in particolare il secondo singolo, diciamo che sta andando in ordine cronologico. Sei preciso, bravo. Sono preciso. Ed è uscito il giorno di Natale, esattamente il 25 dicembre di quest'anno, e si chiama City of Silences, la città dei silenzi, e praticamente parla di quando in un rapporto tra due persone praticamente i silenzi che si costruiscono diventano sempre più astrusi, sempre più Sì. complicati, sempre più finché diventano una città senza quasi che tu te ne accorga, in tu Cala la rischi neve, di diciamo, perderci. cala la Esatto. neve tutti quanti, va bene. Allora, City of Silences, questo è il titolo del prossimo brano di Follow the River. Lights are my solution. Lights are caught somewhere between our toes. Lights against the edge of town, silenced by something that I don't know. Silenced by some things that I still don't know. And the lights will follow you. The lights will follow you. Will follow you. Follow you. The lights are my isolation, caught somewhere between the flesh and bones. 'Cause there's a time to still
And there's a time to cry, just focus on the difference. As you go, focus on the difference. As you go, so the lights will follow you. The lights will follow you. Will follow you. Follow you. Lights are my sweet devotion. The more I try to catch them, the more they're gone. And the city of silence is stuck here in the middle, between all the said and done. But I don't mind, 'cause I won't go. I don't mind, my dear, 'cause I won't go. So the lights will follow you. The lights will follow you. Follow the river, follow the river. Grazie. Questi sono brani che insomma lasciano immaginare un beat elettronico sotto che viaggia, insomma. Sì, infatti poi nell'arrangiamento diciamo dell'EP alla fine sono appunto ho voluto un po' ricreare questa idea della chitarra e voce con questa chitarra elettrica molto wet, si dice nel gergo, molto piena di effetti, e invece dal punto di vista diciamo. della ritmica qualcosa di molto minimale, appunto di elettronico, coniugare un po' due mondi musicali che mi piacciono molto, come quello dei Bon Iver e quello di James Blake, che sono due artisti che mi piacciono tantissimo. Ci ho provato ovviamente, ecco, lungi da me paragonarmi, però Cioè, diciamo che saluto qua due ispettori che sono passati un attimo che visto che mi sono venuti scusami se non mi distrarre che cosa mi perdo, cioè. Allora hai detto tra l'altro due nomi che mi fanno venire in mente come fosse uno Scotch whisky, uno di quei sapori proprio così rotondi, eccezionali. niente male. Insomma, lasciamoci così prendere da queste, come si dice, sinestesie. La prossima canzone come si intitola? La prossima canzone è il terzo e ultimo singolo estratto dell'EP, è uscito il 22 marzo e si chiama Among the Clouds, ed è probabilmente la canzone alla quale sono più legato di tutto l'EP, perché è una canzone molto personale, infatti è una canzone che ho scritto per chiedere scusa a una persona, diciamo, alla quale ho spezzato il cuore, e quindi succede, quindi sempre per la mia voglia di sublimare, ho deciso di scrivere questa canzone. E allora diretta proprio a lei. slegati qui davanti a noi, diciamo qui in Piazza Vittorio al Lab, siamo anche in diretta streaming sul canale di Corto Corto, nella pagina Facebook, e quindi ti lasciamo slegare. Signori e signori, Follow the River. Maybe I should move among the clouds with no space to feel and nobody's down. But I won't forget my sweet kryptonite in a corner of my eye where my tears have still dry, in the back door of my mouth when I feel out place and it shine. But I'm so sorry that I broke your heart. I'm so sorry that I could not handle it. I give it back to you with both of my hands.
I give her back to you with no resistance. Ooh, am I calling? Ooh, am I calling? You won't give her back to me. 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 Should I just stay and act like a fool? Well, I'm sorry if I am not mystical. When no one's around, I let you in a corner of my eye where my tears have still dry, in a back door of my mouth when I feel helpless and ashamed. But I'm so sorry that I broke your heart. I'm so sorry that I could not handle it. I give it back to you with both of my hands. I give her back to you with no resistance. Ooh, am I calling? Ooh, am I calling? You won't give her back to me. 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 Oh, but I'm so sorry that I broke your heart. I'm so sorry that I could not handle it. I give her back to you with both of my hands. I give her back to you with no resistance. Ooh, am I calling? Ooh, am I calling? You won't give her back to me. You won't give her back to me. Oh, you won't give her back to me. Oh, you won't give her back to me. Follow the River, Follow the River. Grazie a tutti. Brano anche questo qui così molto 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 intenso. Abbiamo detto appena insomma è uscito questo tuo EP, si può trovare chiaramente su tutte quelle che si chiamano adesso, come dire, piattaforme digitali, no? Sì, praticamente dappertutto, su Spotify. Ecco, io faccio sempre questo appello a causa della mia scempiaggine, cioè che io per una questione grafica Sì. ho deciso di scrivere il nome tutto minuscolo, tutto attaccato però con gli spazi tra le lettere, no? Sì, sì. E ho detto, beh, su YouTube si trova allo stesso modo, sarà così anche per Spotify. E invece no. Invece no. Se invece scrivi no. Follow the River tutto attaccato non si trova. Bisogna scrivere, faccio l'appello a tutti coloro che mi stanno ascoltando adesso, mi ascolteranno, Certo. mi ascoltano. Vi prego, se avete voglia, di mettere lo spazio, scrivere F spazio, O spazio, L spazio, L spazio, O spazio, eccetera, eccetera. So che è una menata terribile. Bisogna F spazio. Sì, sì, è una non lo cosa sapevo, proprio chiedo per scusa iniziati, preventivamente no? Ma a questa tutti. è, bravo, questa è una Quindi- carbonara che hai fatto, bravo, benissimo, bravo. È praticamente una specie Così di chi percorso arriva ostacoli. Deve proprio saperlo. Chi Esatto, arriva deve proprio saperlo. proprio
se uno vuole ascoltarmi proprio volerlo a tutti i costi, altrimenti Sì. Noi siamo qui a diffondere chiaramente in maniera così un po' sibillina questa cosa qua, quindi F spazio O spazio c'è fino a Follow the River, è un po' lungo però poi uno ci arriva. E poi a parte digitale, ora sabato prossimo, perché se qualcuno è dalle parti di Genova, sabato prossimo ci sarà il release party del mio EP a un locale che si chiama Beautiful Loser a Genova, e sarò in full band per la prima volta, e lì ci saranno anche le copie fisiche dell'EP, e da lì in poi a tutti i prossimi live che farò me le porterò dietro, quindi ai live sarà possibile acquistare anche proprio la copia fisica del CD. Bene. È una cosa un po' vintage ormai quasi. Non mi rendo conto purtroppo, Però- mi rendo conto però- anche se mi sembrerebbe una cosa normale. Esatto, ormai è una invece- cosa però vintage. fa sempre Bravo, piacere. Filippo, hai fatto bene, una cosa vintage. Va bene, noi come dire, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per questo sabato, quindi mi raccomando, a Vieni Genova lupo. sarai al Beautiful Loser. Beautiful Loser, sì, esatto. Dove insomma sarai full band e quindi insomma poi ti riaspettiamo magari qui poi con quelle che saranno rimaste di queste coppie fisiche, perché sarai andato in giro a sparse spero Volentieri, insomma su e volentieri. giù per l'Europa, neanche soltanto per lo stivale. Speriamo. Adesso con che brano vuoi salutare Piazza Vittorio e il salotto? Io innanzitutto ringrazio te, ringrazio insomma tutti voi dello staff, è veramente bello anche suonare qua in Piazza Vittorio davanti a tutti, insomma è veramente una bellissima esperienza, e vi saluto con un brano sempre tratto dall'EP che si chiama Cobblestones, che vuol dire ciottoli, e parla di tutti i piccoli sassolini che ci crescono nel cervello quando non ci stiamo troppo attenti. Una cosa molto comune, però. Quello dei sassolini, che nessuno pensava ai reni, invece infatti No, nel nel cervello, cervello, devi nel stare attento cervello. perché quelli sono peggio ancora di quelli dei reni. Esatto. Va bene. Grazie mille, veramente. Cobblestone, Follow the River. Have you ever tried to say I'm not the way you want me to be? With all of your voice, somebody left you hanging, and you don't know where to hide. With all of your pride, would you say something? Or would you let it go? Would you regret it all? I know you would not. Would you live from your little corner and make a new start? Maybe I should say something, but my cobblestone. And have you ever seen the light that comes out from the words of your heart? I know that you
the man. Would you say something, or would you let go? Would you regret it all? I know you would not. Would you live from your little corner and make a new start? Maybe I should say something, but my cobblestone just down in the snow. Oh, down in the snow. I'm gonna take you down, down to the snow. Just down into, just down, down into you. Please don't speak, don't act like you need me, but then I say, please don't speak, don't act like you need me more than I say. Grazie a tutti. Follow the River, grazie mille Filippo, un grosso in bocca al lupo. Crepi. Adesso facciamo un breve cambio palco e tra poco ci saranno i post